bentornati su FIPA Veneto TV. Si disputano oggi le finali regionali per le categorie Under 15 maschile e Under 16 femminile, ospitate dalla FIPA Rovigo. Nel primo pomeriggio si sono svolte le finali terzo e quarto posto per entrambe le categorie. Nel settore femminile, quarto posto si piazza il Volley Clodia, mentre sale sul podio Torri di Quartesolo. Nel settore maschile invece la Volley sale sul podio vincendo contro l'Agora Volley Venezia per 3-0. E ora le finalissime, scontro al vertice tra Volley Treviso e la KON Padova per il maschile, mentre nel settore femminile si scontreranno le ragazze della Bruno Premic Bassano e le ragazze delle Ali Padova Volley Project. Allora godiamoci queste due finalissime e a più tardi con le interviste ai vincitori. Ciascuno del gruppo in primo comando. E dopo si passa a vantaggio, cerca il nuovo vincente. Non solo a sporcare, perché pure è bello anche una si mette la palla di là e cambia. Vai Ragno! Vai Anno! E con il tappo di tutto il braccio italiano che sarà
13° punto, il Grande Premio di Formula si avvicina a -1. Vincente di Tatiana Puccia che trova il vari auto. Altra parità in questo quarto set, ancora il servizio. Sbaglia l'appoggio e non ci pensa due volte. Due match per le due volley Bassano. Ancora il servizio, Tatiana Pucca. E c'è il primo vincente, secondo dalla finale, il Bassano. Un applauso a entrambe le formazioni. Allora siamo con Atanas Malinov, allenatore Bassano, campione under 16 femminile. Un commento su questa partita lunghissima, bellissima. È stata una partita molto bella da vedere, anche una partita di crescere questi ragazzi perché pallavolo ha bisogno di questo. Posso fare complimenti anche da Padova, anche i nostri ragazzi hanno fatto una bellissima partita di spettacolo, gente di capire un pochettino che il livello di under 16 si alza. E questo è bello. Siamo con Vianello Natascia che è la presidente di FIPA Rovigo. Natascia, un pomeriggio di volley assoluto, due partite lunghissime, altrettanto belle. Che cosa vuol dire per la FIPA Rovigo ospitare qui un torneo di questo genere? Per noi oggi è stata una giornata magica, poter ospitare le 8 formazioni migliori del Veneto, 4 maschili e 4 femminili, ha voluto voler dire portare qui veramente un gran tocco di cultura sportiva, pallavolistica e più di gran classe, anche perché alla fine nessuno si è risparmiato e veramente ci hanno regalato 4 incontri di grande spettacolo sportivo. Grazie. Guardate qua. Bassano il primo